A tutto campo c'è tutto, tu tutto l'anno e fai. Eccoci qua, ci siamo, ben ritrovati, buona domenica, ciao Emily. Ciao Massimo. È il momento dei dilettanti, è il momento di tutti i risultati. Oggi c'era una partita su tutte, no? Esatto, siamo Quanto è andati a finita? vederla. Quanto è 2-1. 2-1. 1-2. Stiamo parlando di Chios Lumignaco, ne parleremo ampiamente. La vittoria del Lumignaco, primo in eccellenza, però andiamo con ordine. Esatto. Pordenone in Il Serie Pordenone C. sta perdendo con il Padova in casa, turno di riposo invece per la Triestina. Quindi in Serie C in questo momento sta giocando il Pordenone, sta perdendo, sconfitta che metterebbe un po' in bilico Colucci. In Serie D, bene il Tamai, guardiamo la grafica, 2-2 oggi del Tamai, un buon pareggio. Male il Cernis Muzzane che si fa rimontare, perde 4-3, oggi brutta sconfitta per la squadra di Lugna col Belluno, 4-3 risultato finale, Montebelluno Tamai 2-2. Guardiamo la classifica quindi della Serie D con le nostre regionali in questa situazione, Tamai 14 punti, Cernis adesso terzultimo 10, comincia un po' a tremare. In alto Arzignano e Virtus Vecomp guidano a 24, ma è classifica corta come vedete. Andiamo in eccellenza, abbiamo già anticipato qual è stato il risultato di giornata, ma ecco il quadro completo. Questi risultati della 10ª giornata, quindi a Chions il Lumignacco vince per 2-1, Fontanafredda Gemonese 2-4, Lignano Cras 2-0, la Manzanese vince in casa del Ronchi per 2-0, San Luigi Oltre 3-0, Torviscosa Union Pasiano 1-0, il 13° batte in casa il Cordenons per 1-0, infine a Corno di Rosazzo Brian Virtus Corno 4-1. La classifica quindi dopo 10 giornate, cambio in testa, 26 Lumignacco, 25 Chions, Gemonese terza a 21, San Luigi 20, Lignano 18, Ronchi 17, Torviscosa 16, Cordenose Brian 13, Cras 11, Manzanese 13° 10, Oltre Virtus Corno 9, Fontanafredda 7, ultimo il Pasiano con 3 punti. Andiamo in promozione Girone A. Questi i risultati: Camino San Quirino 0-0, un Camino che non sa più vincere, il Flaibano batte il Gonars in trasferta 5-2, Corva Porcia 2-2, a Pravis Domini Casarsa 1, Pravis Domini 0, San Vitese Pratafalchi 2-1, Sesto Bagnarola Fiume Veneto Bannia 0-0, Torre Santa Maria 3-0, Vivaio Rausedo Spal Cordovado 3-2. Primo il Flaibano a 26 punti, segue la San Vitese seconda a 23, Pravis Domini, Fiume Veneto Bannia 22. Guardiamo nella parte destra, Spale Gonars 8, zona playout, San Quirino 7, Santa Maria e Corva 6. Emily, adesso ci spostiamo, andiamo in promozione girone B, ecco i risultati. Sistiana Vesna 6-1, Aurora Trieste Calcio 3-1, Primorie Zaule 3-3, la Juventina nel derby di Gorizia batte la Pro Gorizia per 2-1, Pro Roma Smedea Pro Cervignano 1-1, la Tarcentina perde in casa con l'ISM Gradisca per 2-0, Tolmezzo Fulgor 1-0 e Valnatisone Costalunga 0-1. Questa la classifica col Primore che ritrova il primo posto a 23, Pro Gorizia 22, staccato Cervignano 18, Juventina 18, gran balzo della Juventina di Sepulcri che oggi appunto ha battuto nel derby la Pro Gorizia. Zona playout, Tarcentina 9, Trieste Aurora 8, Vesna 7, Fulgor ultima 6 punti. Andiamo in prima categoria girone A, ecco il quadro. Barbeano Vallenoncello 3-1, Calciobania Profagagna 0-0, Diano Unione SMT 0-0, il Rivedarcano batte in casa al Ceolini per 6-1, Tagliamento Magnago Libero 1-1, la Tilaventina perde in casa con l'Unione Martignacco per 2-0, Union Rorai San Daniele 3-0 e Vaion Tragogna 1-0. Allora guardiamo la classifica. La classifica che vede in testa l'Union Rorai a 23 punti, segue il Vaionta a 22, la Profagagna a 20, dietro Barbeano e Diana insieme a 19 punti. Nella parte destra della classifica il San Daniele a 10 punti, Tagliamento 6, chiudono la Tilaventina a 3 punti e il Ceolini a 2. Vi ricordiamo sempre il grande equilibrio, da 23 al Martignacco 17, 6 punti
Grande equilibrio in prima A. Vediamo in prima B. La Risanese batte la Pugliese 3-2. Ieri il Teor sconfitto in casa dal Codroipo 2-1. Forum Iuli Torrianese 2-2. Grigio Neri Rivignano 0-0. La Varea Mortean batte Palazzolo a Palazzolo 2-1. 2-2 tra Riviera e Colloredo il derby. Rivolto Azzurra 2-0. Sevegliano Faulgis vince a Venzone 4-2. Classifica quindi anche qua grande equilibrio. In testa ci sono Risanese Codroipo 20, Sevegliano Faudis 19 e poi la Varea Mortean e Grigioneri a 17. Zona play-out, Teor 11, Forum Iuli Colloredo 10, Palazzolo 9, Venzone ultimo con 4 punti. Andiamo in prima categoria e chiudiamo con la prima categoria, girone C. E questi risultati: Domio Mlados 2-1, Gradese Zaria 2-1, il Chiarbola vince in casa dell'Isontina per 1-0, Primorac Ruda 0-0, San Giovanni Isonzo 0-0, il Sant'Andrea vince in casa con il Mariano 1-0, Serenissima Aquileia 1-1, infine a Villesse Forte Turiaco 2-1. Classifica della prima categoria, girone C, Chiarbola, Ponziana, Domio 21, Ruda 19, Aquileia 17, Sant'Andrea 16. Zona playout, Villesse 9, Zaria e Serenissima 8, Mariano 7, Turiaco chiude con 6 punti. È il momento della seconda categoria. Seconda categoria, girone A. Azzanese Spilimbergo 3-3, Calcio Aviano batte Sarone Caneva 3-2, San Leonardo Virtus Rovereto 3-2, Liventina perde in casa con il Bruniera per 3-2, Polcenigo Budoia Villanova 1-1, 3S Cordenon Stiezzo 1-0, Valeriano Pinzano vince in casa con il Gravis per 2-1 e a Valvasone la Sacilese vince per 4-0. La capolista sacilese non sbaglia, 4 gol, poker della Sacilese. Quindi prima 28 punti, poi seguono Valeriano Pinzano 24, Villanova 22, Aviano 21, Sarone Caneva 20. Zona playout, Tiezzo 9, Gravis, Valvasone Arzene 8, 3S Cordenon 6, chiude la Virtus Roveredo a 4 punti. Seconda categoria, girone B. Questi i risultati della 10ª giornata. Il Parmarket Pagnacco vince in casa dell'Atletico Grifone per 4-1, Blessanese Ancona 0-2, Caporiacco Maianese 1-3, il Moruzzo vince in casa con il Centro Atletico Ricreativo 1-0, Pasianese UC3 Stelle 2-0, Rangers Cassacco 2-0, l'Arianese perde in casa con il Treppo Grande per 4-0, infine Udine United Sedegliano 0-0. Era lo scontro diretto Udine United Sedegliano, finisce 0-0, quindi ancora in testa le due squadre a 23 punti, subito sotto Rangers 22, 3 Stelle 20. Zona playout, Grifone, Moruzzo e Blessanese a 9 e ultimo posto per l'Atletico con 6 punti. Seconda categoria, girone C. Andiamo con il quadro completo. Lestizza, Morsano Tagliamento, vince il Morsano 1-0, 0-0 Flumignano Buttrio, Maranese batte Zompicchia 3-0, Pertegada 1-91, 2-0, Centrosedia vince a Porpetto 2-1, San Giorgina Bertiolo 1-0, Strassoldo Flambro vince il Flambro 2-1, Torre Trevignano 1-1. Per una classifica quindi che vede in testa nel girone C il Pertegada, 28 punti, Maranese 26, al terzo posto a San Giorgina 20, poi staccate Flambro, Trevignano e via di seguito. Zona playout c'è un gruppo a 10, Porpetto, Centrosedre e Flumignano, a 8 il Morsano Tagliamento, Zompicchi a 5, Lestizza sempre ferma a 2 punti. Emily, allora Chiudiamo con la seconda categoria, girone D. Ecco qua. I risultati: Breg Montebello 1-2, la Cremonese batte per 7-0 la Fortezza, Fiumicello Romana 2-0, Moglia San Canzian 0-0, a Opicina l'Audax batte l'Opicina per 4-1, Sovodnia alla Barda Calcio 3-1, Terenzano Staranzano Campanelle 0-0, infine l'UFM batte per una lunghezza la Roianese, quindi 1-0. 1-0 l'UFM, di misura, ma basta, sempre prima, 28, poi c'è la Cormonese a 21 e c'è mercoledì anche la semifinale di Coppa Italia di Coppa Regione di secondo, si incontreranno queste squadre, poi Audax 18, Staranzano 17, zona playout, San Canziano Piccina 9, la Fortezza 8, Alabarda 7, Muglia 4 punti. È il momento della terza categoria, con noi come sempre c'è Franco Poiana. Ciao Franco.
Ciao Massimo, buonasera ai telespettatori di Telefriuli. Eccoci con i risultati della terza categoria che oggi vedeva disputare le partite dell'ottava giornata. Girone A, Castionese Real Castellana 2-1, Maniago Zoppola 1-0, Pocenia Proaviano 0-0, Pugliese Sarone 2017 1-1, la Muscellese batte Varno 3-0, Montereale fuori casa supera il Vibate 2-1, infine Vigonovo Latisana Ronchis 2-0, Vigonovo 19, Montereale 17, Castonese Pugliese 16, Nuova Pocenia 15 e via via tutte le altre. Andiamo a vedere cosa è successo nel girone udinese di terza categoria, quello B. Arteniese batte Pozzuolo 4-0, Coseano Arzino 4-1, a Udine il derby udinese vinto dalla San Giorgina sul campo del Donatello 2-1, Glemone batte Udine Kit-Kit-Gana 3-2, a Moimaco la capolista basiliano si è imposta 3-1 sul Moimaco, a Nimis Chiavris batte Nimis 1-0, a Udine terra di conquista, Mereto batte San Gottardo 2-1, Basiliano 24, Arteniese 22, Arzino 16, Mereto 15, sono queste in fila indiana le posizioni di vertice. Chiudiamo con il girone C. Sempre ottava giornata, Azzurra Gorizia Piedimonte 1-3, giocata in anticipo ieri. Qui abbiamo una galleria fotografica in allestimento nelle prossime ore su friuligol.it. Castions Malisana 3-3, a Moraro, Villanova Moraro 3-2. Salutiamo il presidente Soglia che ci ha ben accolto nel pomeriggio e anche qui nei prossimi giorni. Galleria fotografica Moraro Villanova, dicevamo 2-3. Pieris Gaia 0-0, Sagrado Terzo 1-0, Studenti Aiello 3-3, Azzurra Gorizia 19, Piedimonte 18, Gaia Sagrado Castions 12. Armatori FIGC per chiudere nel segno di Dionisio, De Profeti, Satti e Romanelli. Tanti protagonisti in questa quinta giornata d'andata negli amatori federali. A livello di squadre spiccano gli acuti dell'Ancona 2, 6-2 all'Aipacco, e dello Staranzano che coglie la prima vittoria a spese del Fagagna. Carosello di Forza, Cerneglons e Deportivo soffrendo sono loro a guidare la classifica, ma il Torrean Pulfero non è lontano. Zucco, giocatore dell'Ancona 2, segna da metà campo sul campo ridotto comunque di Laipacco. A 2 FIGC, Michelotti, Wolf ed Orlando lasciano il segno, quinta di campionato che conferma il momento felice di Muglia, Inter San Sergio, Chiotris e Remanzacco. Il tagliamento frena il Basaldella. Per tutti gli altri approfondimenti di questi e gli altri campionati vi invitiamo a interagire su internet in continuo aggiornamento. Grazie Massimo per lo spazio e buona serata a tutti. Grazie a Franco Poiana per i risultati della terza categoria. È arrivato il momento di sentire quelli del calcio a 5 con Massimiliano Pali. Sì, buonasera a tutti voi. Resta da solo al comando il Pordenone nel campionato regionale di calcio a 5 dopo la quarta giornata. I neroverdi di Gianluca Squini infatti superano nel big match della giornata per 5-3 l'Udine City ed approfittano così del passo falso del Manzano, battuto a sua volta in casa per 4-2 nel derby dal Palmanova. Mezzo passo falso anche per la futsal udinese, fermata sul pari a sorpresa in casa 3-3 dal Magnago. Boccata d'ossigeno invece per il calzetto lignano che va a vincere 1-0 a Grado, rete vittoria di Rudy Saviano, e per la Toriana che si impone con un eloquente 5-1 sul campo della Clark Udine a Cosignac, una Clark in piena crisi. Prima vittoria ufficiale invece per il Martignaco che nel derby delle matricole supera per 4-1 il Poggio Terza Armata. In classifica Pordenone guida a quota 12, Futsal Udinese 10, Manzano, Udine City e Palmanova 9, Toriana e Calzetto Lignano 6, poi il Maniago a 4, Clark Udine e Martignacco a 3, chiudono il tercesteo il Poggio Terza Armata a quota 0. Per quanto riguarda la Serie B, da segnalare un'altra bella impresa casalinga per il Maccan Prata di Paolo Bovolenta che supera per 4-2 il Vicenza e si attesta a quota 9 in classifica. Ricordo in settimana le due semifinali di Coppa Italia, si gioca domani sera a Palmanova contro Udinese Futsal, mentre mercoledì sarà la volta dell'Udine City di Pitini contro la Toriana, già qualificate il Manzano ed il Pordenone. Con questo è tutto, ci sentiamo domenica prossima, un saluto a voi, a tutti i telespettatori. Grazie Massimiliano Pali, restate lì, pubblicità e poi a tutto campo parleremo con i nostri ospiti, tra cui Pino Vittore, l'ultimo a vincere l'eccellenza, e oggi c'era lo scontro dell'eccellenza, Chions Lumignacco con lui, parleremo di questo, del suo Torviscosa, parleremo di promozione, insomma puntata da non perdere. A fra poco.
Ascolta. A tutto campo non stare, calmo sul palco, grida. Il pubblico in silenzio, la palla li ferma al centro. Poesia in movimento, coi piedi come strumento. Qui si gioca a tutto campo, il Friuli ci fa da sfondo. E ogni traguardo in fondo lo tagli solo correndo. Cacuiet, ale la TV.net, che parfalo TV smiglie come un gol me tutta al siet. Se c'è Massimo in diretta non un test, solo il best of, facce che chi si in dissestio. Col collega me in diretta al tuo paese, che parfalo basta poco, un po' dice cassi dish. Su tele Friuli, fra di tegni ludi voli, fategli gli applausi se è il caso, perfino i cori fate. Tutto campo non sta mai calmo, tutt'altro grida. A tutto campo c'è tutto, tu tutto l'anno e fai. Tutto campo non sta mai calmo, tutt'altro grida. A tutto campo c'è tutto, tu tutto l'anno e fai. Benvenuti da Tutto Campo, il Lumignacco in testa all'eccellenza sarà uno degli argomenti di questa serata. Ne parleremo ampiamente in questa prima parte. Emily, con I nostri ospiti. Partiamo con Antonino De Blasi, ormai posto fisso per lui, quella sedia. Buonasera a tutti. Benvenuto poi a Pino Vittore, l'allenatore del Torre Viscosa, Buonasera a tutti. e al nostro affezionato Agostino Flaborea. Buonasera a tutti. Bene, abbiamo due allenatori, il nostro opinionista De Blasi, abbiamo il mister che ha vinto l'eccellenza, ma soprattutto sta rilanciando il Tor Viscosa, Pino Vittore. Era Chions, mister Flaborea, perché dobbiamo parlare di questa partita del Tesolin. Piccola nota a margine, c'era anche De Blasi dal pre-partita che si è mangiato tutte le castagne del chiosco. Bisogna togliere le castagne dal fuoco. Toglie le castagne dal fuoco della Bianca. Allora facciamo così, se siete d'accordo, partiamo da lì, ci rivediamo tutto, Chions Lumignacco, e così ne parliamo dopo ampiamente. Allora, la sintesi curata da Davide Petarini. 10ª giornata in eccellenza, è il giorno di Chions Lumignacco, le due regine del campionato imbattute, Chions 25, Lumignacco 23, e forse oggi capiremo qualcosa di più di questo splendido campionato targato, dominato da Chions e Lumignacco. Dimas deve tenerla lì, va in chiusura Capitan Pratolino, prova il raddoppio Lumignacco, palla al centro, Urbanetto e poi Del Mestre. Che occasione, Urbanetto vede il pallone ma non lo incontra. La palla che arriva da Campora, il destro, e sfiora il gol il Lumignacco. Zolia non ci arriva per un soffio. Dimas sul pallone, movimento sul primo palo, il colpo di testa, l'ultimo tocco di Visintin. Altra occasione, pallone che passa ma non trova la porta. Attenzione alla profondità, Zolia contro Visintin, poi lascia per Zetto, un rimpallo, al limite ancora non bene il Chions, a Campora, Totò a Campora, Lumignacco 1, Chions 0, eccolo lì un giocatore che decide le partite, Totò a Campora, 1-0. Alla profondità per Dimas, il recupero importantissimo però poi di Pratolino, attenzione, perde palla, cade a terra Dimas, lascia giocare l'arbitro. 33esimo, episodio dubbio. Dimas che esce infortunato, il Lumignacco in vantaggio a Chions, 39esimo minuto. Segniamocelo perché questo campionato qua i dettagli faranno la differenza. Va lui con il sinistro, pallone che passa, Visintin deve provare la rovesciata, Del Mestre lì, poi Zucchiatti prova a tenerla, prova ad andare via di forza, palla al centro, cade a terra, calcio di rigore, e calcio di rigore per il Chions, proprio al 47esimo, l'episodio. Urbanetto, Chions 1, Lumignacco 1, se la riprende anche senza Dimas, il Chions è 1-1. Si gioca sulla sinistra, il destro, Nardoni si allunga e ferma Zetto dalla distanza. Quarto minuto, la prima giocata del secondo tempo. Il pallone in profondità e sbagliano Visintin e Battiston, giallo per Visintin, e il secondo resta in 10. Il Chions fuori, rosso, giornata pessima, ha sbagliato tantissimo, uno dei peggiori in campo.
Ma adesso il Chions ha meno certezze e lo vedete, ancora vuoto De Cecco, il cross di Miraglia per Zolia, il Lumignacco c'è, è come se c'è. Campo la rimette subito per Novati che prolunga di testa, poi Zolia vuole tenerla lì, c'è un braccio, protesta il Lumignacco, c'è stato un braccio di un difensore. Un po' buio, Miraglia, apertura splendida di Zolia, Miraglia dal fondo, il cross, Novati, pallone alto sopra la traversa ed ecco il Lumignacco che con pazienza crea e crea bene. Aia Urbanetto la reazione, attenzione si prende il giallo, rosso addirittura, in 9 il Chions. Attacca e vuole vincere la squadra di Zanutic, il cross, il colpo di testa al palo e poi la palla resta lì. Novati in qualche modo si salva il Chions, manca poco, attenzione al Lumignacco che va via, il cross al centro della Bianca e Nardoni dice a tutti che portiere è, parata pazzesca di Nardoni. E calcio d'angolo della Bianca vicino a un gol pesantissimo, il corner, Nardoni è vuoto ed è gol! Il Lumignacco vince lo scontro diretto al Tesolin, finisce qui, è la prima sconfitta del Chions in campionato, non è una sconfitta come le altre perché arriva con... Eccoci qua, non è una sconfitta come le altre perché arriva con Lumignacco, no? Per il Chions. Beh, è una sconfitta pesantissima per il Chions, è una vittoria importante per il Lumignacco, lo avevamo detto, il Lumignacco è sempre stato a portata, è stato lì, è pronto a sferrare l'attacco finale e oggi nello scontro diretto, a mio modo di vedere, l'ha fatto meritatamente. Il 2-1, la tocca della Bianca, la tocca Zucchiatti, sulla linea c'è Facca, insomma il classico episodio dell'ultimo secondo. Vittore, che vittoria è? Chiaramente negli ultimi minuti vale più del doppio una vittoria del genere, però presumo che insomma la partita di Coppa, come è successo anche a noi, Coppa tua, ha pesato, ha pesato perché 3 partite in una settimana, insomma i dilettanti forse non siamo proprio pronti a effettuarle. Lo so. Flaborea, quando nella cronaca dico purtroppo uno dei peggiori in campo, parere mio, è stato Visintin, con tutto il rispetto che bisogna avere contro uno dei mostri sacri del calcio dilettanti, è un po' preoccupante come commento? Non è preoccupante, è che è stato in difficoltà nella marcatura su Koljak, perché fisicamente è possente, nel gioco aereo non riusciva a prendere palla e anticiparla con la mole sua era difficile, perciò lui è stato in difficoltà in quel senso lì. Poi diciamo che sono d'accordo con lui, il primo fallo che ha protestato non era, però il fallo dell'espulsione, lui ha fatto un errore tra lui e Battiston, sì. Non si sono dati copertura reciproca, sono usciti in 2 sulla palla schizzata, li ha tagliati fuori. E lì diciamo che è stato un errore da parte di 2 giocatori importanti. Domenica scorsa in vantaggio di 2 gol si sono fatti recuperare, l'anno scorso era una miglior difesa, c'è qualche, diciamo, che fa pensare un attimo. Ecco. Cosa succede? Sì, segnaliamo Massimo in Serie C, al 6° minuto del secondo tempo pareggio neroverde con Ciurria, ma 2 minuti dopo l'immediata reazione del Padova che torna avanti, quindi Pordenone-Padova 2-1, 1-2. Insomma, comincia a essere davvero un brutto momento a Pordenone. Ne parleremo domani con Marco Agrusti, aspettando il finale, però oggi era il miglior attacco contro la miglior difesa, ha vinto la miglior difesa. Dico questo, Vittorio, perché anche in Coppa io ho notato degli errori, come oggi, difensivi, che forse una squadra che deve vincere il campionato non si può permettere. Però insomma se stiamo parlando della difesa parliamo anche di 2 giocatori straordinari, sì, Visintin e Battiston, quindi cioè, non si può neanche però stare lì. Però gol di Campora, l'errore di Furla. Sì. Se si ricorda l'altra sera a un certo punto, in mercoledì di Coppa, sempre una palla in area che cercavano di andare ad allontanare con il collo, a spazzare, ed è rimasta lì. Sì. Anche oggi è successo un paio di volte. Però insomma stiamo parlando sempre di situazioni che si verificano e probabilmente per 10 partite non ti succede mai niente e poi ti succedono in 2 partite 2 episodi negativi. Tutti gli episodi lì.
È una chiave, lo chiedo anche a Flaborea e De Blasi, queste inesattezze difensive del Chieons. La sensazione è che abbiano perso certezza già, secondo me, negli ultimi 5 minuti della partita di Faedis, dove in qualche modo anche domenica scorsa noi avevamo segnalato il fatto che poteva essere una settimana, ahimè, psicologicamente impegnativa. Sì. Quindi prendi gol al terzo, mi pare, di recupero, no? Sì. Poi vieni... Ultimi secondi, perfetto. La scorsa settimana o ultimi secondi oggi? In mezzo ci sta sicuramente la sconfitta in Coppa, che secondo me è per Chieons una delusione cocente, e oggi era la sensazione, soprattutto quando sono rimasti in 9, che da lì a poco qualcosa poteva succedere, e in effetti è successo. Ecco. Non puoi concedere 2 uomini in più a Lumignaco, che poi è stato bravissimo Zanutti già a giocarsi. Certo. Parliamo del Lumignaco che vince la partita, chiudiamo un attimo l'analisi e poi ci soffermiamo sul Lumignaco. Quando è rimasta in 9, c'è stato un momento, mister, che addirittura in 10 ha retto anche bene il Chieons, ma da quando è rimasto in 9 si è avuto nettamente la sensazione che quella partita la vinceva il Lumignaco, almeno io ho avuto quella sensazione lì. È un errore imperdonabile quello di Urbanetto. Rivediamo anche l'episodio di Urbanetto, perché ha fatto quella reazione che viene giudicato a livello di regolamento condotta violenta, che sia più o meno potente il calcio che dai, viene valutata condotta violenta e scatta il rosso. Quello è l'errore della partita. L'errore della partita trovo strano anche perché, diciamo, Chieons è un ambiente che non ti crea tensioni. Appunto. Però non vorrei che quest'anno, forse per la prima volta in questi ultimi 2 o 3 anni di eccellenza, passano un po' da favoriti. Cioè praticamente la tensione incomincia a essere superiore a quella degli anni scorsi, quello che veniva bastava far bene. Adesso sei lì a giocartela e se non hai un po' di giocatori di una certa esperienza, che hanno una certa tranquillità, rischi di andare in tilt e magari ti trovi adesso ad avere 2 giocatori squalificati, Dimas fuori per infortunio. È un momento difficilissimo. Da allenatore, quanto è grave quel fallo, quell'episodio lì che poi resti in 9? Sì, però sì, Nastri io l'ho avuto l'anno scorso, e Nastri è tosto in partita, lui si fa sempre sentire, però probabilmente lì Urbanetto poteva gestirla meglio quella situazione là, tenendo conto che erano in 10, già in 10. E i 10, quindi... Però l'arbitro è sempre pronto lì a No, ma è giusta la decisione. La decisione è giusta. Sì. Molto probabilmente forse a volere, chiaramente, sempre molto facile guardando la partita dalla tribuna, poteva esserci forse, no, magari sostituto, perché Urbanetto aveva speso tantissimo. Sì, aveva fatto un'ottima partita. Ha fatto un'ottima partita, molto probabilmente è arrivato a corto di energie, molto probabilmente lì non si è controllato. Questa è l'analisi. Questa è l'analisi sugli episodi che hanno deciso, ma adesso facciamo una cosa, fermiamoci un attimo, pubblicità, poi rientriamo, però andiamo a toccare quello che comincia a dire lo scontro diretto, di questa forza che ha il Lumignaco, perché del Lumignaco che vince, del Lumignaco che mette della bianca sul finale, comunque c'è lui in mezzo a quella vittoria, bisogna parlarne. Lo facciamo fra poco, e scrivete anche Emily, no? Assolutamente. Scrivere, stimolare la discussione, fra poco. Allora, ripartiamo da Lumignaco, ripartiamo da questa vittoria pesante, targata della bianca, con l'analisi del mister del Lumignaco Zanuttic alla fine di questa importante vittoria. Zanuttic, se è pronto. Mister, cerchiamo di capire quanto vale allora una vittoria così. Vale, ma non è una questione di classifica. L'ultima cosa che mi interessa è la classifica in questo momento. Vale perché è un progetto che è nato quest'estate con tutti i ragazzi nuovi. Questa è una squadra tosta che ha voglia di fare quello che mi interessa più di tutto in questo momento. In superiorità numerica si è come un po' spenta un po' di pericolosità, riacquisita a nostro avviso in cronaca. Eravamo con Stefano Regosini quando c'è stata quella scellerata
quel scellerato errore di Urbanetto. Quando è rimasto il 9 ho avuto proprio la sensazione che avesse capito anche lei, ok, la vinciamo, perché era nettamente in difficoltà il Chions. Ma sì, ma loro erano in difficoltà, ma l'errore che abbiamo fatto era di accentrare invece di allargare. E questo è il grande errore che stavamo facendo e che non riuscivo a farmi capire ai ragazzi, ma capisco anche la voglia di buttarla dentro, di arrivarla nel minor tempo possibile, ma l'errore più grande, quando sei in superiorità numerica devi aprire. Cosa risponde Vittore che ha detto che il Chions a marzo sarà in Serie D? Ti ribadisco un'altra volta, non me ne frega niente, ognuno può dire quello che vuole, a me non mi interessa. Io alleno la mia squadra, vedo un gruppo importante che ha voglia di fare, che si allena ogni settimana, che ha sempre voglia di migliorarsi. A me quello che dicono gli altri sinceramente non me ne può fregare nemmeno. Anche Vittore avrebbe risposto così, no? Sì, sì. No, è chiaro, chiaro. Io gliel'ho chiesto, perché sì, vabbè, ma è chiaro facciamo che ognuno... capire da casa, mercoledì dopo la Coppa ho chiesto... Io ho incontrato il Chions e mi ha impressionato, a dire la verità, ma tanto. È chiaro che poi quando incontrerò il Lumignacco cercherò di vedere un'idea più chiara di quello che è. Si è sbilanciato dicendo appunto, spieghiamo, a marzo io vedo il Chions a marzo in Serie D. Ecco, però questo Lumignacco Flabborea cosa ha dimostrato oggi? Di essere in cosa più forte in questo momento del Chions? Ma diciamo che presi anche singolarmente, qualche giocatore di esperienza in più ce l'hanno. Diciamo aveva avuto una manovra molto più fluida, ho visto un bella Campora alle spalle di Koliak, lì, per me un Miraglia più che positivo, sì. E Novatti vivace. Una squadra quadrata, Pratolino si conosce, per me è una squadra, oggi ha dimostrato di avere qualcosina in più, per una partita non fa testo, però è una squadra che mi ha impressionato sul piano caratteriale, anche se è andata un po' in confusione, superiorità numerica, come diceva il mister, non è riuscita un po' a portare superiorità numerica sulle fasce laterali, e forse diciamo che l'entrata di Della Bianca poteva essere magari un po' anticipata, visto che qualche palla in mezzo nel gioco aereo veniva messa e lui diciamo, a quel livello lì sul gioco aereo è un giocatore importante. De Blasi è più forte in questo momento, il Lumignacco? Secondo me sì, sono d'accordo con il mister, Lumignacco ha cercato di giocare di più, di giocare meglio, ha giocato bene, se mio modo di vedere. Secondo me hanno fatto la prima mezz'ora giocata benissimo, poi chiaramente ha concesso qualcosa anche al Chions, perché il Chions era in campo. Ha giocato compatto. C'è stato un periodo quando attaccava il Chions, secondo me attaccava meglio. Il Chions è più squadra brillante ad attaccare, non è vero che ha giocato male il Chions. No, non ha giocato, però secondo me poi ha vinto il Lumignacco, giustamente. Il Lumignacco lo ha sempre contenuto, erano secondo me disposti molto bene. Sì. Il rigore al 46esimo del primo tempo è un po' un'occasione che sì, è capitata. Sì, non dimentichiamoci, c'è un episodio, S. Dimas. Certo. Io sono convinto, quello che dice mister Vittore, c'è un grande dubbio che ho, senza Dimas non può vincere il campionato. No, è chiaro che nell'economia della gara di oggi e molto probabilmente del proseguo del campionato, così per come è stato per le prime 10 partite, secondo me pesano moltissimo lo stato di forma di Baruzzini, che fino a mercoledì scorso secondo me era stato in assoluto il migliore del Chions, e chiaramente senza Dimas è un altro Chions. Se poi Visintin dimostra palesa qualche situazione di crisi, francamente in questo momento dico sicuramente Lumignacco, che mi sembra squadra più quadrata. Cosa dicono la casa in generale, al di là di questa partita, anche varie idee sull'eccellenza di oggi? Umberto da Udine ci chiede: buonasera, la Gemonese, terza forza del campionato, può inserirsi nella lotta per il titolo? Dipende da quello che farà il Lumignacco. Se avrà un certo tipo di rendimento, tipo Cerlin l'anno scorso, sarà fatica. Se invece perderà qualche colpo, sicuramente è una squadra quadrata che conosce già l'alta classifica e potrà sicuramente entrare ancora in corsa, come potrà entrare in corsa anche il Torre Viscosa. Chiediamoglielo. Mister Vittore, questo Torre Viscosa. Sì, Gemonese intanto, secondo me è attrezzata, anche la Gemonese è attrezzata, anche perché rispetto allo scorso anno ha cambiato anche poco, se vogliamo, non ha cambiato tantissimo. Ha aggiunto. Ha perso Cali. Sì, vabbè, però insomma
ha una una bella rosa, diciamo. E il Tor Viscosa può rientrare in corsa? Ma noi, a dire la verità, insomma, il fatto di essere in finale in Coppa Italia è già un buon segnale. Già il primo obiettivo centrato per secondo lei. me sì. Il fatto di entrare in ballottaggio con altre squadre per poter, secondo me, è meglio fare un passettino alla volta. Oggi ha segnato Puddu, vediamo anche le immagini del gol del Tor Viscosa, che ha fatto gol al 13°, che ha fatto gol in Coppa Italia, che ha fatto gol oggi, insomma, bene per lui, bene per voi, per Puddu che sta decidendo queste partite, ecco qua il gol. Sì, si sta impegnando parecchio insomma, e poi riesce anche a fare gol, quindi tutto sommato siamo contenti e gli auguro di poter continuare adesso. Ecco. Mi dica la verità, interverrete a dicembre? Ma io, così, parlando con la società, secondo me sui giovani la società può fare qualcosa, ecco, sui fuori quota. Sui fuori quota. Perché siamo giusti, ecco. Lei che ha vinto il campionato l'anno scorso, mister, è più equilibrato questo campionato con Lumignacco e Chions rispetto a un anno fa quando voi eravate... Ma anche noi avevamo la Gemonese. La Gemonese, insomma, ci ha dato sempre fastidio l'anno scorso, quindi... Ma sono campionati diversi, però simili, ma diversi. Facciamo un altro passo su Chions Lumignacco, abbiamo sentito Zanutti, sentendo anche l'analisi di mister Lenisa di questo che è diventato un novembre difficile per il suo Chions. Mister Lenisa, partiamo dal risultato. Quanto pesa? Beh, pesa psicologicamente più che sui punti. Questa è stata una settimana incredibile per noi. Domenica abbiamo preso gol a 5 secondi alla fine, abbiamo preso gol a 5 secondi alla fine. Era una partita sicuramente che il risultato giusto era il pareggio, dal mio punto di vista. Però è un momento, lo sto dicendo da un po', che qualcosa, diciamo, inflessione sulla concentrazione c'è. Ci abbiamo messo del nostro, probabilmente in questo momento c'è un attimo di flessione, di cose che non girano, tante cose che non vanno, però non posso riproverare niente alla squadra oggi. Però, mister, due errori così pesanti fatti da un esperto come Visintin sorprende, e l'errore di Urbanetto secondo me è un po' troppo grave, però. È chiaro, l'errore di Urbanetto è costata la partita. La prestazione sua è stata ottima, però è la verità. Ma perché ha fatto quella reazione? Perché sono giocatori di eccellenza, nel senso che per crescere bisogna non fare queste cose qua. Io sono già alla partita di Cordenons, io ho già finito, ho già staccato, sono già a Cordenons. Il problema è che saremo senza Visentin, senza Dimas, senza Urbanetto e probabilmente anche senza Battiston. Ma anche gli altri avranno i momenti delicati, quindi è importante che in questo momento noi rimaniamo là. L'importante è rimanere là. Adesso la favorita diventa il Lumignacco, no? Ma la favorita può essere la Gemonese, anche il Tor Viscosa. Se le vincono tutte ritornano sotto. Con i pareggi, diciamo, rientrano tutte. È ancora presto, è ancora presto, è ancora presto. Lei e Zanutti siete furbi, parlate tutti e due di crescita, ma uno vorrà vincere il campionato, no? Vabbè, ma penso che anche il Tor Viscosa voglia rientrare, la Gemonese è sempre lì. Sono tutte squadre che hanno ambizione, ma è giusto che ci sia ambizione, così il campionato è anche più bello. Ma lei vuole vincere il campionato? Beh, sarebbe il primo, è giusto che dopo 13 anni che alleno che vinca anche un campionato, oltre a salvarmi. Sono stufo di mangiare sempre carbone, no? Però l'obiettivo è cercare di rimanere là e di crescere sempre. La tirano sempre in ballo però, mister, il Tor Viscosa, Vabbè, ma abbiamo fatto 4 vittorie consecutive, quindi è chiaro che insomma, il pensiero... Però io non la vedo neanche la classifica, non sto scherzando. Anzi, non la voglio neanche vedere. A Carlino disse la stessa cosa, noi non guardiamo la classifica, dobbiamo toglierci dal fango. Arrivò terzo quell'anno. Sì, no? potevamo arrivare anche secondi. Però voglio dire, abbiamo fatto un mercato poi, non so se ti ricordi, lì a dicembre, sono arrivati giocatori diversi, quindi per noi era un po' diverso. Chiaramente adesso sono arrivato qua a Tor Viscosa in un posto che mi piace parecchio, devo dire, perché è un ambiente sereno dove vedo dei ragazzi che mi guardano bene, mi guardano negli occhi quando io parlo e per me è gratificante quel fatto là.
Flaborea, è un caso che è arrivato e ne hanno vinte 4 di fila? Pino è una garanzia. Dove è andato è sempre fatto bene, si discute. Io penso che porti la giusta mentalità. Mi dispiace soprattutto non perché abbia preso il posto di un ragazzo che è stato con me 3-4 anni a San Vito, Zamaro. Se mi dispiace perché se quando parte uno magari le prime delusioni sono le più cocenti, poi fai il callo magari, allora le accetti in una certa maniera, però sono convinto che Pino farà bene sicuramente. Sono tutti d'accordo, Massimo, anche da casa. Ci scrive per esempio Anna da Spilimbergo dicendo: buonasera, a mio avviso il miglior allenatore è Mister Vittore. 2 anni fa ha risuscitato il Charlins, quest'anno sta facendo lo stesso Torviscosa, non capisco perché nessuno lo abbia contattato quest'estate. Viva Vittore, miglior allenatore. Perché non l'hanno contattato quest'estate? Ma guarda, O l'hanno contattato? No, zero. Nessuno. C'era rimasto? No, io, male? a parte che, Massimo, tu lo sai, io a giugno ho avuto, insomma, una tragedia familiare che, insomma, mi ha un po' condizionato, quindi avevo altri pensieri per la testa, a dire la verità. Cose ben più importanti. Sì, e poi però, insomma, la prima chiamata che ho avuto è il Torviscoso, ma l'ho sempre detto e lo dico ancora. Ancora qualche messaggio? Sì, qualche saluto da casa, un saluto ai ragazzi dell'Oltre, il tifo non si ferma, ci dicono. Ci segnalano poi il gran gol di Rover del Brian e Vanni Chiandotto ci scrive: il Brian può battere chiunque. Il Brian intanto ha ripreso a correre, che era importante. Guardando la giornata dell'eccellenza tra risultati e classifica, così facciamo un refresh, qual è, De Blasi, abbiamo parlato ampiamente di Chions Lumignacco, il risultato di questa giornata? Beh, il risultato di questa giornata potrebbe essere, vedo, San Luigi che continua a dare continuità alla sua marcia dopo la conquista della della finale di Coppa Italia e insieme al Torviscosa, lo diceva prima. Poi vediamo una clip dedicata a questo. 4 vittorie consecutive più la vittoria in Coppa, credo che sia comunque un viatico importante per il proseguo del campionato. E attenzione, la Gemonese secondo me vince e rimonta. È tornata sotto. È tornata sotto, è squadra che può. Attenzione alla Virtus Corno che è ritornata in pessime acque. Difficoltà. Flaborea, il risultato di oggi? Ma la vittoria della Manzanese. Anch'io. Ha dato continuità alla vittoria contro il Lignano. E mi tornano in mente le parole di qualche po' di tempo fa del suo allenatore che era fiducioso in un momento difficile. È vero, perciò... è vero. Bravi. Occhio, ne dico uno anch'io, ci siamo il 13°, perché Coroso è arrivato, a proposito di mister subentrati, ha cominciato a far punti pesanti, contro un Cordenons che è in crisi, dovere di cronaca. A Cordenons non si sa bene cosa dovrà succedere, perché deve esserci il cambio al vertice della società dalla presidenza a Polotto e quindi bisognerà chiarire un po' la situazione societaria del Cordenons, perché altrimenti a dicembre potrebbe esserci qualche giocatore che cambia casacca e insomma il campionato potrebbe diventare complicato, De Blasi. La situazione societaria sta influendo un po' adesso sul campionato del Cordenons. Il Cordenons secondo me ha fatto una squadra che poteva dire la sua. È chiaro che ci sono aspetti societari che sicuramente hanno ricadute di tipo psicologica che sicuramente condizioneranno il proseguo della stagione. Bene, fermiamoci qua, poi leggiamo ancora messaggi sull'eccellenza, sulla promozione, quello che ha Emily e poi si continua perché dobbiamo parlare anche di promo A e promo B, a fra poco. È il momento di guardarci un po' di partite della promozione, poi commentiamo anche i finali di Serie C, dobbiamo parlare della Serie D. Facciamo un po' di messaggi e poi mostriamo immagini. Sì Massimo, sono arrivati tanti complimenti per mister Vittore, anche Daniele ci dice un saluto al mister Vittore, tecnico preparato, a dicembre il Torviscosa sarà nei primi 4. Grazie. E poi un altro messaggio da Elvis che dice per Pino Vittore poteva aspettare di andare a Torviscosa, meglio che ritorni al Cernis Muzzane. Questo è un po' da qualche tifoso che lo rimpiange, insomma, poi parliamo anche della sua ex squadra, il Cernis Muzzane. E poi ci chiedono, Massimo, qual è stato a nostro avviso il migliore in campo nella partita di Chions, quindi in generale.
Beh, a me è piaciuto Miraglia e devo dire che avrebbe avuto un voto altissimo Nardoni. C'è l'errore finale. C'è l'errore finale. C'è l'errore finale. Anche De Agostini in cronaca ha detto Miraglia. Domani ci sarà la partita integrale alle 21. C'è comunque una partitina anche un po' più importante, forse che Chions-Lumignaco domani per l'Italia. Però comunque nel caso c'è anche questa. Fra Borea? Migliore? Miraglia, te l'ho già detto inizialmente. Abbiamo visto tutte la stessa partita. Chions, diciamo che Urbaneta non avrebbe fatto male. Anche quando ha giocato da solo davanti, ha combattuto, ha fatto solo la cavolata dell'espulsione. Vado un po' in promozione Girone A, dove la situazione dice che c'è il Flaibano in testa, secondo posto la Sanvitese, poi ci sono Fiume, Veneto e Pravis Domini, ma in questo momento appunto in testa un bellissimo Flaibano. Servizio, vediamo la vittoria col Gonars. 26 punti in classifica e il Flaibano, giovane e bello, la squadra da battere. Giovane sì, ma anche bello, basta guardare i gol fatti nel 5-2 di Gonars, a partire da Witt che apre così il sabato sera del Flaibano, tutto al volo il palleggio e poi la conclusione che trova impreparato Dose 1-0, reazione però immediata dei padroni di casa con Pascolo che col destro trova l'angolino, traiettoria perfetta dopo un pallone che la difesa del Flaibano non riesce ad allontanare. 1-1 però. Ancora Flaibano, il calcio d'angolo battuto rapidamente, la conclusione di Nardella e poi la rete bellissima di Rosa Gastaldo che stoppa, tacco, tunnel e ancora beffato Dose. Applausi per lui, esultanza con baci e cuore verso la tribuna. Ancora Flaibano che attacca davvero ispirato nel primo tempo come nella ripresa. E arriva il gol del 3-1, un autogol, stavolta di Folla, sempre di Rosa Gastaldo, la giocata. Prova a reagire il Gonars, arriverà qualche conclusione, ma il primo tempo finisce così. La ripresa parte con un Flaibano sempre in attacco, Cassin è troppo egoista. Poi Rosa Gastaldo sigla la sua doppietta personale con una conclusione dalla distanza, sempre cuore e baci in tribuna. Poi capiamo a chi sono diretti. Un Flaibano, insomma, che fa innamorare, è una squadra che piace. Dose evita un passivo peggiore, mentre continuano le giocate dei ragazzi del presidente Picco, che applaude divertito. Solo che Kersicola riapre per un attimo la sfida con questo calcio di punizione deviato dove Cristin non ci arriva. Bravo Cristin poi con questa uscita a fermare il Gonars che poi spreca con la conclusione alta di Persello. Il 4-2 però non resterà tale perché Pecile, entrato da poco, si inventa questa giocata con gran pallone piazzato all'angolino. C'è tempo ancora per un'occasione. Notar però sbaglia un facile pallonetto. Finisce 5-2 per il Flaibano di Peressoni, sempre più capolista della promozione Girone A. Fra Borea, ne parliamo di questo Flaibano? Sì, io l'ho visto giocare con il Casarsa. Ha cambiato, non è più la squadra, è ringiovanita e per me si vede il lavoro dell'allenatore. Questa volta io ho visto una squadra contro il Casarsa organizzata, diciamo anche abbastanza fredda, non trascinata magari dal nervosismo che certe volte succede a Flaibano. Ho visto una squadra diciamo, che può far bene, diciamo che il livello è anche calato un poco sul piano della qualità. Sì, abbiamo visto il Gonars in difficoltà ieri, noi c'eravamo, però mister Vittorio, guardando le immagini, quei gol, al di là che c'è qualche errore come si sa, però Witt che ha quella proprietà di palleggio, vuole provarci, Pecile che va via, Rosa Gastaldo che si inventa il tacco. Sì, sono giocatori di qualità comunque, sì. Perché sono tutti giocatori che comunque sono giovani e alcuni di loro hanno fatto spesso l'eccellenza. Appunto. Quindi è chiaro che non si trovano lì per caso, secondo me. Quindi la squadra è attrezzata per star lì.
Bussa anche della San Vitese di Rossi al primo posto. La San Vitese di Rossi, quando Max è stato qui, era quarto e ipotizziamo un cammino interessante e lì seconda adesso credo che è pronta a sferrare l'attacco alla vetta della classifica. Grande ex Max Rossi del Fleibano. Cosa scrivono sulla promozione Girone A? Ci scrive Boris da casa, dice molto bene il Casarsa, il Pravis Domini non è d'alta classifica, infatti oggi ha perso. Sì, oggi si è fermato il Pravis, ha pareggiato il Fiume, per questo c'è stato un po' di cambio, ha allungato il Fleibano, ma soprattutto ha superato gli altri la San Vitese. Ci scrivono poi ancora buonasera a tutti, forza Sesto Bagnarola, Flaborea uno dei migliori opinionisti anche nelle bocce folsaltesi. Beh, nelle bocce un po' meno, però diciamo che a livello calcio, insomma, un po' di anni, un po' di esperienza ce l'ho. A bocce diciamo che sono una mezza cartuccia. Mister, lei però vuole ancora allenare o può stare tranquillo tutto Io sto allenando il settore giovanile del mio paese. Ah, no, chiaro. Sì. Sono lì. Ma se arrivasse una chiamata? Non posso, sono non può? Io sono tesserato. Ok, allora io sono a posto tutto l'anno quest'anno, la domenica. Tranquillo, perfetto, mi va bene. L'importante è che non mi chiudi fuori ancora. Esatto, sì, dobbiamo vedere di quello. Dimmi. E poi ancora un augurio al capitano Moreno Peressini del Camino, che oggi ha avuto un grave infortunio sul campo, forza Moro, dalla dirigenza. Sì, ci uniamo. Camino 0-0, un po' smarrito la vittoria, mi pare non vinca da 5 giornate il Camino, quindi ha perso l'occasione magari di stare nell'elite. L'ho visto Pravis Domini, adesso gli sta mancando anche Zanin, 2 o 3 giocatori importanti, però è una squadra quadrata, diciamo rispecchia un po' anche a livello caratteriale quello del suo allenatore, di Michele. C'è una squadra che penso quando arriverà a fare un campionato tranquillo sia già un buon risultato. Dopo la pubblicità vediamo di promozione Girone B, fra poco. Continuiamo questa puntata di A Tutto Campo, parliamo anche di promozione Girone B, aspettando naturalmente domani alle 19:45 tutte le immagini, le analisi con mister Stefano De Agostini. Anticipiamo un po' di temi stasera in questa categoria, come vedete dalla classifica. Questi sono i risultati, c'è un risultato sicuramente eclatante, 6-1 maturato ieri del Sistiana Seslian contro il Vesna, che ci dice davvero sia un momento molto complicato per una squadra come il Vesna, che era in eccellenza l'anno scorso, adesso stando alla classifica è in piena zona retrocessione e sta quasi rotolando in questo momento. Ovviamente il campionato è lunghissimo in prima categoria. Allora parliamone con il servizio, vediamo questo 6-1 della squadra di Mussolino. Mentre il Vesna cade in un baratro, penultimo posto, il Sistiana Seslian con Mussolino è letteralmente rinato, 10 punti in 4 giornate. E dire che per il Vesna era iniziata bene la giornata con il gol del vantaggio firmato dal giovane Vasquez, che gira bene col destro battendo Cossutta 1-0. Poi però ci sarà praticamente solo Sistiana Seslian, subito pericoloso con questo destro di Podgornik fuori di pochissimo, poi il pallone in profondità, difesa del Vesna assolutamente da rivedere, Cannone ci mette il fisico e poi batte il portiere a tu per tu, 1-1. Non ha equilibri il Vesna, guardate anche in questa occasione quanto è facile per la squadra di Mussolino arrivare al 2-1 con Petracci che mette in rete. Il tris è firmato Podgornik, bello il suo sinistro dal limite e ben angolato. Continuerà a creare occasioni il Sistiana Seslian con questo affondo targato Bossi, atterrato, calcio di rigore dal dischetto. Miklavec non sbaglia per il 4-1. Gajsek proverà dalla distanza senza grandi risultati.
mentre è ancora la squadra di casa con Tavgui, tra assist e giocate tra i migliori, a rendersi pericoloso, con la conclusione poi che avete visto è di Crosato poi sulla destra, dopo una bella azione mette al centro per Menichini e 5-1, il gol dell'ex, anzi i gol dell'ex, perché dopo Menichini arriverà anche la rete di Sammartini per il definitivo 6-1 del Sistjana Seslian. Una vera e propria sentenza per un Vesna in crisi. C'è un problema, no? Adesso chiaro. Devono andare a prendere un allenatore. Credo che questo che sia il primo dei problemi da risolvere. Ecco, è chiaro che un Vesna che in altri anni lo abbiamo visto frequentare in altri posti delle classifiche, anche in eccellenza, è chiaro che la squadra così per com'è in questo momento è veramente in caduta libera, è penultima a un solo punto dall'ultima in classifica, rischia veramente tanto. Credo difficile dare delle spiegazioni, forse anche i tanti cambiamenti, e ci sono giocatori, mancano quei giocatori che fanno la differenza. No? Massimo, quest'estate quando a Vesna hanno costruito la squadra, tutti parlavano di una delle squadre che avrebbe potuto addirittura lottare per poter risalire alla china, perché il Vesna e negli anni passati hanno fatto veramente bene, per cui comunque avevano le credenziali per... Vai a analizzare il Sistjana, Podgornik, Cannone un buon attaccante, Tavgui, Petracci. Ha preso tanta bella gioventù, bisogna però dire. C'è voluto anche lì un cambio di allenatore. C'è voluto un cambio di allenatore, molto probabilmente si era una fase in cui magari determinate andavano digerite, Musolino è uno bravo e devo dire che forse in questo momento hanno Menichini e Sammartini in più a Sistjana e sono in meno altra cosa, qui abbiamo due allenatori, non è che c'è uno prima che non è un buon allenatore, arriva quello dopo, è il fenomeno. No. Noi purtroppo però abbiamo una cosa, come tutti, i risultati. Quelli parlano. No? Il mestiere, diciamo, dell'allenatore è bello fino al venerdì. Il problema è la domenica. Poi c'è la partita. Perché poi, dicevo del Vesna, il Sistjana ha fatto una cosa, ha detto, con Miloslavo non sta funzionando, Flaborea dicono, però vanno a prendere Musolino, che insomma in quella zona di calcio che è Trieste è uno dei più importanti. Sì, è vero, diventa importante, però bisogna vedere tante cose, bisogna vedere anche a livello societario come il Vesna. Si dovrebbe entrare veramente dentro perché certi risultati certe volte non dipendono solo da un fattore tecnico ma da tante cose. Se io la situazione non la conosco, dar giudizi... Sì. Non è facile, ovvio. Questi sono i risultati, però dicono di una fase di crisi, ovviamente. Bravo Musolino aver riportato Sistjana, che adesso è fuori dai play-out, ed era in piena zona retrocessione. Vai con qualche messaggio. Massimo da casa, Gigi ci chiede, si tratta di una vittoria guadagnata da parte del Sistjana? Forse è lo stesso Musolino che risponde a fine partita dicendo il Vesna ha patito molto, la vittoria è stata larga ma è difficile commentare una partita in cui l'avversario ha gravissime ed evidenti difficoltà. Sì, in questo momento sono evidenti. Vedremo se Soavi prenderà la decisione dell'allenatore in settimana, una decisione importante penso per il proseguo del campionato di questa squadra che ci ha fatto vedere grandi cose. Io faccio un passo, un aggancio da questa partita. Un Vesna aveva toccato il suo punto alto con Sandrin vincendo la Coppa Italia, Sandrin che poi l'anno scorso non riuscì a fermare, a salvare il Vesna, e da lì è iniziato questo percorso che ha portato a questo momento di crisi, dalla retrocessione l'anno scorso. La Coppa Italia è il momento alto, un Sandrin che ritrova la Coppa Italia proprio con il San Luigi, la finale. Lui alla seconda nella sua carriera, sarà la terza per Mister Vittore, è stata una settimana di Coppa. Allora con questa clip noi andiamo a raccontarvi le semifinali di Coppa Italia per lanciare già fin da adesso la finalissima del 13 gennaio. Vediamo la clip. Siamo sulla strada giusta per recuperare quello che pensavamo di aver perso nel tutto.
Coppa Italia è una cosa che ci tenevo tantissimo da tanto tempo, ce l'abbiamo fatta e cosa dire? Sono contento. Il tiro e ancora la parata di Clemente, palla che resta lì e la conclusione c'è, il pareggio da parte del San Luigi. Oggi sono particolarmente contento per me, per la società, per la squadra. Ed è la rete del San Luigi, il 2-1. Carlevaris e c'è il gol del 3-1, chiude di fatto la pratica qualificazione. Quest'anno Sandrin ci ha portato sicuramente questa novità, no? Lui che ha vinto col Vesna e lui ha puntato molto sulla Coppa Italia, devo dire grazie a lui perché indubbiamente ha fatto capire anche ai ragazzi l'importanza di questa manifestazione e siamo in finale. Essere a Gemona lì a gennaio per noi è una cosa insomma incredibile. Sarà di nuovo Tor Viscosa San Luigi come nel 2015 in promozione, solo che stavolta in palio c'è la Coppa Italia di eccellenza. E allora, mister Vittore, appuntamento il 13 gennaio a Gemona, questa Coppa Italia, per lei è la terza, grande soddisfazione. Sì, a dire il vero non mi aspettavo quando sono arrivato a Tor Viscosa di poter partecipare il 13 gennaio con la squadra in finale, fare la finale con San Luigi. E chiaramente noi ci teniamo tantissimo, come ha detto il Presidente, anche lui ci tiene tantissimo. È una competizione di alto livello, quindi che dà una certa visibilità anche a tutto quanto, a tutto l'ambiente. Insomma, cercheremo di fare il massimo perché insomma, poi chiaramente quella è una partita dove vengono tanti a vederti e insomma è una giornata indimenticabile, diciamo. E complimenti anche a Peruzzo, il suo San Luigi, che arriva in finale, momento storico. Sandrin ha dato importanza, avete sentito, ma è un bel momento per un'altra società importante nel calcio regionale. Credo che sia il momento più alto forse del San Luigi, cioè una finale meritata, forse aiutato da un tabellone che c'è nella parte dal suo lato non aveva grandissimi incontri, però tutto sommato meritato fino alla fine. Ha limitato il Bria, ha limitato il Cordenons, è chiaro. Allora, ultima pausa, poi vi lascio andare. Chiudiamo con tutti i messaggi di Emily, il gol della Juventina che vince il derby di Gorizia, quindi non da poco. E ultime considerazioni sulla Serie D, è una cosa da farle vedere ancora, mister Vittore. Torniamo un po' indietro nel tempo, fra poco. Ultima parte di A Tutto Campo, allora finale di Pordenone. Finisce purtroppo, sì esatto, purtroppo. Vince il Padova per 2-1. Vince il Padova per 2-1, favore a. Comincia a essere un po' una delusione questo Pordenone di Colucci? Ma forse eravamo anche abituati troppo bene questi anni. Sta facendo bene, è un brutto periodo, però io penso che è ancora il tempo di poter raddrizzare la baracca per poter fare i playoff. Per i playoff? Sì. Penso sia un verdetto per il titolo questo per me sì. Oggi. D'accordo? Beh sì, anche perché perdi contro il Padova, ti stacca in classifica. Non è un gran momento per il Pordenone, se non sbaglio 4 pareggi, 2 sconfitte, pochi punti raccolto nelle ultime 6 giornate e soprattutto dilapidato anche quel po' di vantaggio che aveva accumulato. Bruttissimo momento, svanita un po' di magia. Gorizia, il derby, vediamo in copertura cos'è successo, vediamo le immagini del derby al Berzot, lo storico Campagnuzza. Ha vinto la Juventina, De Blasi, Sepulcri, con questo 2-1 era passata in vantaggio la Pro con Bolzico, poi Madonna e Kozu hanno deciso il 2-1 della Juventina e a questo punto questa Juventina cosa fa? Comincia di nuovo a far pensare in grande il presidente Kerpan? Anche negli altri anni, dopo un avvio abbastanza stentato, la Juventina
sempre si è rimesso in pista. È chiaro che questa è una vittoria nel derby al quale sappiamo che a Gorizia ci si tiene tantissimo, dà assolutamente sostanza e quindi buona speranza alla squadra di Nicola. Ecco. Ma soprattutto questa Juventina quest'anno ha un'altra, diciamo così, un altro valore rispetto al passato. Quest'anno ci sono il Primorie, c'è appunto il Gorizia, il 2-1 arriva con un rigore contestatissimo e poi domani vedremo le immagini nel dettaglio. Però fra Borea volevo dire, a questo punto con altre favorite forse un po' più fari spenti, ma con le idee chiare, occhio alla Juventina che magari può diventare l'antagonista. Io penso che farà un campionato come tutti questi anni, essendo fatto campionati al vertice. Diciamo che per il primato c'è ancora tempo, però diciamo che favorita sicuramente mi sembra Costalunga, o mi sbaglio? Il Primorie. Il Primorie. Sì, il Perciò Primorie io penso che sarà una squadra protagonista, bisogna vedere la posizione di classifica, se riuscirà a agganciare le posizioni davanti o per fare i playoff come ha fatto negli ultimi anni. Beh, massimo le prime 4. Guarda intanto che entusiasmo. Cioè, beh, chiaro, no? comunque le prime 4 secondo me si giocheranno il campionato fino alla fine, non escluderei la Pro Cervignano di Tortola che secondo me dirà, queste le immagini la della sua vittoria sul campionato. Queste le immagini della vittoria, domani ovviamente la sintesi, poi giovedì alle 22:15 ci sarà proprio lo speciale dedicato a tutta l'atmosfera del derby di Gorizia. Via con un po' di messaggi. Allora ci scrive Antonio San Giovanni dicendo: buonasera, vorrei dare un grande in bocca al lupo di pronta guarigione a Jacopo Valdisserra che ha subito un infortunio sul campo della Tarcentina. Ok, ci uniamo. E poi ci dicono da casa: bravissimo Pino, ma nessuno parla della figlia che sta facendo faville nella Serie C regionale di volley con la K Reghini. Ah, ok. Sì, in effetti gioca a pallavolo in Serie C. Bene. Sì. Ancora ci scrive Enzo da Carlino dicendo: complimenti a mister Vittore per aver raggiunto la terza finale di Coppa Italia, ritiene la sua rosa in grado di inserirsi al vertice? Ne abbiamo già parlato, insomma. Abbiamo già parlato, quindi. Ne abbiamo già parlato, aspettiamo. Mi auguro. Carlino, dicevi? Sì, sempre Enzo da Carlino, affezionato, ci dice 3A, altitudine, abitudine e arbitro premiano il Belluno, domenica amara per il Cerlis Muzzane, la prossima si speri, arrivi un abano con i fanghi spenti. Con i fari spenti, sì. Sì. Fari spenti, sì, perché adesso la posizione del Cerlis Muzzane preoccupa. 10 punti, terzultimo posto. Oggi era arrivata anche la doppietta di Smirni, quindi dell'attaccante che tanto cerca e ha bisogno la squadra del presidente Zanutta. Allora, visto che abbiamo il passato, Vittorio, io torno un po' indietro, a giugno, quando eravamo a Palmanova e siete stati premiati. E allora voglio far risentire cosa diceva a giugno Pino Vittore, poi gli faccio una domanda. Sentiamo. E niente, adesso devo dire una cosa al Presidente, adesso nel tuo giardino è nato un fiore bellissimo, cerca di farlo crescere bene insomma, e anche proteggerlo. Tanto mi viene una tristezza a pensare che adesso è novembre ed è freddo e brutto e lì, ok? Ricordando quelle frasi, e oggi siamo oggi. Cosa pensi? Beh, è chiaro che vedendo la classifica, insomma, quella frase che ho detto, insomma, il Presidente si sta impegnando tantissimo, però probabilmente lui si aspettava di fare un altro tipo di campionato, ma dall'eccellenza alla Serie D c'è un abisso, c'è un abisso, quindi è chiaro che ancora può fare tantissimo. Il mercato di dicembre, secondo me, probabilmente lui ci sta già pensando a fare qualche modifica per non rischiare di stare sotto per parecchio tempo, perché poi è difficile risalire, no? Cosa hai pensato, Pino, quando sono andati via tanti giocatori di quel gruppo che ha vinto l'eccellenza, tra cui l'ultimo Fabbro e Battistini? Cosa hai pensato? Beh, è chiaro che quando ho sentito quella notizia lì di Pippo, di Battistini, chiaramente io sono rimasto un po' così stupito, anche perché sono giocatori che si sono guadagnati la Serie D sul campo rispetto a qualcun altro, cioè, quindi secondo me, per come la vedo io, una considerazione personale, certo, si poteva dare la possibilità, ecco, di continuare, ecco, perché l'hanno conquistata sul campo e io prediligo quel tipo di sistema lì, cioè
chi si guadagna sul campo un qualcosa, insomma, bisogna premiarlo anche. Sono passati mesi ormai, insomma, le storie vanno avanti, adesso è un'altra storia quella del Charles Muzzana, è come un'altra storia la tua Tor Viscosa. Però, per chiudere, quanto ti è dispiaciuto non poter restare in D con Carlino? È chiaro che mi è dispiaciuto, però insomma devo accettare la scelta della società. È durato un po' quel magone lì, però poi insomma... Poi passa. Sì. Vuoi la Serie D da allenatore prima o poi? Vabbè, ma gli allenatori siamo un po' ambiziosi, lo siamo, quindi chi non vorrebbe, però è chiaro che se non mi viene data la possibilità probabilmente non mi ritengono all'altezza. Secondo me non è sempre colpa degli altri quando succede qualcosa, no. Probabilmente insomma non mi ritenevano all'altezza. Devi vincere un'altra eccellenza. Dai. Vabbè. Vi chiedo una cosa per chiudere però, il Tamaia ha pareggiato, Charles Muzzana ha perso, in questo momento Flaborea De Blasi, la situazione della squadra di Lugnan è critica oppure no? Io penso di no. No, benissimo. Perché? Perché diciamo, sicuramente adesso qualcosa farà il Presidente. Quello che diciamo, colpisce di più, si cercava un attaccante, invece queste partite stanno facendo gol, perché fanno sempre, in casa ha fatto due volte il gol, oggi hanno fatto 3 gol, forse manca l'equilibrio di non subirne, perché a livello di Serie D se non subisci gol è importantissimo. De Blasi e poi chiudiamo. Direi che la situazione non la vedo critica, anche perché quelle che sono davanti non si sono staccate di molto e sono a portata di 2 punti. Diventerà importante il match di domenica prossimo contro l'Abano. È chiaro che quella è partita assolutamente da fare 3 punti, significherebbe staccare l'Abano e cercare di guadagnare posizione rispetto al... Ultimi messaggi? Sì, Massimo, Enzo da Carlino ci segnala che Fanghi è giusto perché sappi che Abano è la città dei fanghi. Ah, scusa, vedi. Troppo avanti. Poi ci scrivono ancora complimenti al mister Vittore da Francesco del 58esimo gruppo IT. E Martina da Legnano ci segnala che il martedì 14 alle ore 15 a Lignano ci sarà la sfida per il torneo 8 nazioni tra l'Italia Under 20 e l'Olanda, quindi siamo tutti invitati al Teghil. Ingresso gratuito. Under 20. Bell'appuntamento martedì a Lignano. Ultima cosa che devi fare, Emily, è il nostro omaggio al nostro ospite. Pino, puoi venire qua così ci salutiamo. Io ringrazio Agostino Flaborea e Antonino De Blasi. Buonasera a tutti. Grazie a voi. Exploso Grazie. per i tuoi giocatori. Magari finale di Coppa Italia, energizzante della linea Sport Cube. Secondo tempo, energia fino alla fine. Speriamo. O per i supplementari, dipende cosa accadrà. Speriamo. Lo tieni per la Coppa? Lo teniamo per la Coppa. Ok, perfetto. Grazie Pino Vittore. Grazie mister. Grazie di nuovo. Ciao Emily. Grazie a voi, Antonino e Agostino. Appuntamento domani alle 19:45 con Lunedì in Gol. Ciao. Ascolta. A tutto campo non stare, calmo compatto, grida. Il pubblico in silenzio la palla li ferma al centro. Poesia in movimento coi piedi come strumento. Qui si gioca a tutto campo, il Friuli ci fa da sfondo e ogni traguardo in fondo lo tagli solo correndo. Cacoiet, alle la TV.net che parfalo TV smiglie come un gol me tutta siet. Se c'è Massimo in diretta non un test, solo il best of, facce che chi si in dissestio. Col collega me in diretta al tuo paese che parfalo basta poco, un po' dice cassi dish. Su tele Friuli fra di tegni ludi voli, fategli gli applausi se è il caso, perfino i cori fate. Tutto campo non sta mai calmo, tutt'altro grida. A tutto campo c'è tutto, tu tutto l'anno e fai. Tutto campo non sta mai calmo, tutt'altro grida. A tutto campo c'è tutto, tu tutto l'anno e fai.